Buongiorno amici, ci troviamo al Passo della Bocchetta. L'escursione di oggi parte proprio dal Passo della Bocchetta. È una partenza, non è nuova, abbiamo già effettuato varie escursioni partendo appunto dal Passo della Bocchetta e percorrendo la direzione che va verso la cima del Monte delle Figne. Noi a metà strada, al Passo Mezzano, invece di proseguire verso il Monte delle Figne, deviamo verso l'osservatorio naturalistico, dove sono presenti tavoli e panche dove ci fermeremo poi a pranzare. La nostra meta, l'osservatorio naturalistico, si trova presso il Brick di Buana e ora andiamo a visitarlo. Oggi è il 15 settembre 2024, la giornata è una splendida giornata, nitida, la temperatura è ideale per questa camminata che è molto esposta al sole. Alterneremo una visione paesaggistica aperta a una un po' più chiusa. Al ritorno poi, come di consueto, spiegherò esattamente come arrivare in questo ambiente e poter effettuare l'escursione. Ok, raggiungiamo i nostri compagni di viaggio. Il tratto di sentiero che stiamo percorrendo, molto ampio e agevole, fa parte della tappa 23 dell'Alta Via dei Monti Liguri. Durante la salita incontriamo una panchina rivolta verso l'apertura della vallata con una spettacolare vista mare. Allora raga, com'è? Benissimo. Bene? Com'è la salita? Bene? Non è tanto faticosa, eh? No. Bene, ora proseguiamo, arriviamo al Passo Mezzano e poi deviamo verso l'osservatorio. Ok, forza, su, Nemu! In questo momento stiamo attraversando un tratto boschivo estremamente suggestivo. I rami fanno un archivolto come se fosse una galleria verde di piante. Stiamo attraversando un passo totalmente aperto, dall'aspetto tipicamente montano, con una apertura panoramica eccezionale. Seguiamo sempre il segnavia, l'Alta Via dei Monti. Questa escursione è particolarmente suggestiva perché mentre da una parte in fase di salita possiamo ammirare l'estensione del Golfo Ligure con vista mare, dall'altra parte invece possiamo ammirare l'estensione della pianura padana con la vista della piana di Alessandria e sullo sfondo i monti innevati. Siamo arrivati a un crocevia. Quando arriviamo qua da questo masso, invece di proseguire dritti per andare sul Monte delle Figne, noi dobbiamo girare e prendere il sentiero della sinistra che porta a Pro Perseghin, che poi ci porta all'osservatorio naturalistico.
Ecco raga, allora siamo arrivati a Pro Perseghin. Tra poco prendiamo il sentiero breve che ci porta a Bric Guana e di conseguenza all'osservatorio naturalistico. Abbiamo fatto una variante. All'inizio ho detto che passavamo da Passo Mezzano, però abbiamo deciso di fare una variante verso il Pro Perseghin. Poi dopo spiego il punto dove cambiare sentiero. Bene raga, siamo quasi arrivati all'osservatorio naturalistico dove è presente anche il rifugio Damiano Barberini. Intanto, mentre ci avviciniamo all'osservatorio, come si può vedere, c'è una visione spettacolare sui laghi del Gorzente. Ok raga, siamo arrivati. Ecco qua, rifugio Damiano Barberini, ovvero osservatorio dei laghi del Gorzente. Eccolo qua. Il rifugio, ben organizzato, con tavole e panche all'interno, offre il servizio tavoli per gli escursionisti per pranzare. Bene raga, ora ci sediamo a tavola e sono le 2, ci abbiamo messo un pochino di più, ma è lo stesso, siamo in un bellissimo ambiente e auguriamo buon appetito a tutti. Buon appetito! Ok raga, allora dopo aver pranzato ed essersi riposati qua al rifugio, ripercorriamo il percorso a ritroso per tornare giù al passo della Bocchetta. Probabilmente rifacciamo la stessa strada che abbiamo fatto all'andata, perché fare il passo Mezzano forse è un po' più in salita, quindi è molto probabile che ripercorriamo lo stesso tratto che abbiamo fatto all'andata. Comunque quando siamo lì a crocevia poi ne parliamo. Ok. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire. Bene raga, allora siamo nuovamente a Prato Perseghin e da qui abbiamo deciso di non riprendere la strada, il sentiero a ritroso di ritorno, ma bensì di fare la deviazione a Passo Mezzano. A Passo Mezzano e poi una volta lì in quel passo scendiamo giù nuovamente alla Bocchetta. Il Passo Mezzano da qui non è tanto distante, sono 840 metri, tanto da fare una sorta di anello per tornare giù alla Bocchetta. Benissimo. Bene raga, bene, siamo arrivati al Passo Mezzano, 1066 metri, c'è anche un po' di venticello qua. Allora, il Passo Mezzano, un passaggio che avremmo dovuto fare all'andata, in prossimità del Prato Lian. Abbiamo deciso di percorrere sulla sinistra il sentiero diretto che porta all'osservatorio. Una volta tornati indietro al Prato Perseghin, però abbiamo deciso di completare un anello passando proprio dal Passo Mezzano, esattamente dove siamo adesso, e tornare giù poi al passo della Bocchetta. Quindi da Pra Lian abbiamo percorso il sentiero di sinistra, come promemoria lo rimetto un attimino in questo punto. Siamo arrivati a un crocevia. Quando arriviamo qua da questo masso, invece di proseguire dritti per andare sul Monte delle Figne, noi dobbiamo girare e
prendere il sentiero della sinistra che porta a Pro Perseghinne, che poi ci porta all'osservatorio naturalistico. Quindi a questo punto, una volta arrivati al passo, prendiamo il sentiero di destra per tornare nuovamente giù al passo della Bocchetta. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just just wanna be with you. E allora, passando dal passo Mezzano, ci ritroviamo nuovamente chiudendo l'anello a Pro Lainne, dove stamattina ho spiegato che per arrivare in linea diretta all'osservatorio e al rifugio, noi abbiamo imboccato questo sentiero. Passando di qua sulla sinistra si imbocca questo sentiero, si va diretti all'osservatorio e al rifugio Barberini. Dai raga, ci siamo, eh? Ora non manca molto per rientrare a ritroso al passo della Bocchetta. Ok, sulla strada del ritorno, eccole qua, le nostre amiche da latte. No, tranquille, tranquille, vi lasciamo stare, adesso ce ne andiamo. Bene raga, allora, siamo arrivati al crepuscolo perché facendo la variante del passo Mezzano abbiamo allungato un po' i tempi. Quindi adesso, come di consueto, riepiloghiamo velocemente un attimo, anche perché durante il percorso, in corso d'opera, abbiamo effettuato qualche variante. Autostrada Genova-Serravalle, uscita a Bolzaneto, si prosegue Ponte Decimo, Campo Morone. Entrando in paese Campo Morone, subito sulla destra c'è le indicazioni per il passo della Bocchetta. Si va su, si arriva proprio al passo della Bocchetta. C'è proprio scritto passo della Bocchetta. Perfetto. Da lì, guardando la chiesetta del passo della Bocchetta, si imbocca il sentiero dell'Alta Via sulla sinistra. Si imbocca il sentiero e si va su verso con le indicazioni Monte delle Figne e Monte Taccone. Si seguono quelle indicazioni. Si prosegue, un'alternanza di parte boschiva, parte aperta e parte al sole. Dopo un po', arrivati al prato, al Pro Lainne, invece di proseguire dritti, noi abbiamo scelto di prendere un sentiero diretto sulla sinistra, un sentiero diretto che porta all'osservatorio e al rifugio Barberini. Bene, si prosegue, ci vuole un po', però il sentiero è ben marcato, si segue sempre l'alta via dei Monti Liguri. Bene, una volta arrivati lì ci siamo fermati, siamo arrivati un po' tardi, verso le 2, vabbè, abbiamo pranzato, ci siamo riposati. Al ritorno, in prossimità del prato Perseghinne, invece di percorrere a ritroso quello che avevamo fatto, abbiamo scelto di creare un anello passando per il passo Mezzano. Quindi dal prato Perseghinne si imbocca il sentiero sulla sinistra che sale su al prato, al passo Mezzano. Si sale un po', non ci vuole tanto, mezz'oretta, 40 minuti, si arriva al passo Mezzano. Dal passo Mezzano a questo punto si ripercorre a ritroso il sentiero, quello che porta giù al passo della Bocchetta, e si chiude di nuovo alle Pro Lainne. Da lì poi si fa di nuovo la strada che abbiamo fatto indietro. Comunque durante la camminata io ho spiegato bene tutte le varie deviazioni e i percorsi da prendere. Bene
raga, allora, si è fatto buio, abbiamo allungato un pochino, però ne è valsa veramente la pena, veramente. Quindi la compagnia dei viaggiatori in stile notturno vi dà la buona serata e vi rimanda alla prossima avventura. Ciao, alla Ciao, prossima. ciao!